Mirko De Gerone, un Forte dei Marmi che è in crescita rispetto alla prima parte di stagione, stasera ha fatto una prestazione importante. Bassano però in questo momento aveva più energia, nervosa ed era in stato di trance. Sì, diciamo che noi la seconda parte del campionato, il girone di ritorno, a parte la battuta d'arresto di stasera e con il Lodi abbiamo iniziato bene, poi siamo un po' sfortunati, abbiamo un paio di infortuni, tre anzi, con Andrea Borgo abbastanza importanti, con Federico Ambrosio e Pedro Gil, e quindi siamo un po' decimati, diciamo, però non ci lamentiamo, continuiamo a lavorare e cerchiamo di migliorare per il finale, insomma. Ovviamente non sei il responsabile sanitario della squadra, si può sapere un po' i tempi di recupero o è ancora presto? Ma io penso che per Fede e per Andrea Borgo in una settimana dovrebbero rientrare, Pedro qualcosa di più, però teoricamente ormai spero che con un paio di partite ancora poi siamo al completo. Ecco. L'obiettivo reale a questo punto è migliorare il più possibile la posizione, poi a prescindere dal ranking dei playoff, arrivare ai playoff carichi a palla e provare a giocarsi il massimo senza dimenticare la Champions, che è un obiettivo tangibile di far più strada possibile. Sì, beh, la Champions diciamo che è un po' una ciliegina sulla torta, no? Perché comunque ci sono squadre importanti a livello europeo, sicuramente più attrezzate del Forte dei Marmi e anche delle altre squadre italiane. Per quanto riguarda il campionato dobbiamo finire la regular season nel migliore dei modi e preparare un playoff tosto, sperando appunto di essere al 100% con tutti quanti. Ultima cosa, com'è l'esperienza per chi ha vissuto, è vero, anche al di fuori del Veneto, ma da giocatore e invece da dirigente, da manager, la prima esperienza fuori dal Veneto, hai portato il tuo bagaglio in una terra di grande tradizione come quella toscana, c'è un programma pluriennale importante, ci sono stimoli enormi, motivazioni altrettanto corpose, la volontà è quella di incidere, se non quest'anno, sicuramente al prossimo. Ma io intanto non metto le mani davanti, non mi tiro indietro, io sono qui praticamente da gennaio, quindi tutto quello che succede quest'anno di buono o meno buono io mi reputo un responsabile come gli altri, prima di tutto. Dopodiché dico che ho trovato una società super organizzata, molto ben strutturata, e siamo un po' appunto deficitari per questi infortuni su qualche risultato positivo, però per il momento l'esperienza è ottima, anzi sono molto contento, molto felice di essere capitato in una realtà molto importante e che punta di fare qualcosa di importante nel futuro.